Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non c'è bisogno di aver visto La vita è meravigliosa di Frank Capra, che comunque diciamo adora tutti i magistrati che si sono occupati della vicenda della famiglia nel bosco, dimostrano di non aver visto, quantomeno di non aver compreso, ma non c'è bisogno di aver visto quel capolavoro diciamo di filosofia natalizia per sapere che negare i bambini ai genitori durante il Natale è uno sfregio doppio, è un'anomalia doppia, è una ferita esistenziale doppia che si infligge oggettivamente a una bambina di 8 anni, 2 gemelli di 6, che già nella quotidianità delle loro giornate non vedono mai il padre sostanzialmente e vedono la madre quando la burocrazia, diciamo, lo consente. Perché diciamo questo? Perché di poche ore fa la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham, perché poi hanno un nome e cognome, la famiglia del bosco sono volti, storie concrete, drammi concreti, che avevano presentato ricorso appunto contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che dal 20 novembre ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei 3 figli in una casa protetta, una casa famiglia alla periferia di Vasto, cioè quelle dove in genere vengono ospitate donne, bambini, per esempio oggetti di violenza, questo è. Questo rigetto del ricorso, diciamo, sostanzialmente sostiene che il provvedimento appunto di revoca della responsabilità genitoriale fu corretto e non ci sono motivi formali per sospenderlo. Poi, come hanno fatto notare gli avvocati della famiglia, questa cosa avviene nel 70% dei casi, rimane aperta la possibilità che il tribunale torni sui suoi passi. Questo ovviamente anzitutto il nostro auspicio. Rimane il fatto che ad ora questa decisione fattualmente ad ora fa sì che i 3 bambini non passeranno il Natale nel luogo deputato alla sua celebrazione, cioè il focolare familiare, cioè il momento di intimità anzitutto col padre e la madre. Questa decisione sarebbe appunto motivata dal fatto che il provvedimento adottato era giusto, perché tra le altre cose si riscontra che i minori sono arrivati poco puliti, con un'igiene approssimativa, hanno mostrato stupore per pratiche di igiene quotidiana e avrebbero mostrato si sostiene una scarsa scolarizzazione, cioè sarebbero poco letterati. Ricordiamo 2 gemelli di 6 anni, 6 anni, come dire, non crediamo sia un unico in questo caso, perché se noi sdoganiamo che una, come dire, igiene definibile come rivedibile, una scolarizzazione a 6 anni che può apparire rivedibile, una scarsa confidenza con delle pratiche che sono quotidiane nella normalità familiare. Se questi motivi sono sufficienti per togliere i bambini ai genitori, ci aspettiamo che venga immediatamente annunciata un'operazione a tappeto delle forze dell'ordine in tutti i campi rom sparsi per il paese, perché lì altro che igiene rivedibile, altro che scolarizzazione rivedibile, no? Cioè lì allora bisogna effettuare
dei sequestri di massa di minori che quotidianamente non solo soffrono una scarsa igiene, non solo soffrono una scarsa scolarizzazione, ma vengono spesso usati come strumenti inconsapevoli di delinquenza e sono soggetti a violenze, cosa che questi bambini non sono, anzi dimostrano un attaccamento e un'empatia spontanea e profonda verso le figure genitoriali. Allora, vorremmo che questa settimana di cronaca ci fa riflettere sulla nozione di sequestro. Sicuramente, l'ha detto la Cassazione pochi giorni fa, non è stato sequestro di persona impedire lo sbarco di una nave che portava immigrati clandestini sul suolo italiano, no? Questo l'ha deciso la Cassazione del processo penale. Ecco, invece non vorremmo che nella vicenda della famiglia Del Bosco, come viene orrendamente semplificata, ci si trovi davanti a un paradossale, iperbolico, usiamo un'iperbole, evochiamo un rischio, non sarà sicuramente così fattualmente, ma aleggia il rischio paradossale di un sequestro di Stato di questi bambini, perché non solo si misura il grado di collaborazione dei genitori, che va benissimo di fronte a violazioni palesi, ma invece di fronte a uno scenario che sembra, diciamo, perlomeno in chiaroscuro, rischia di essere in bilico su una logica ricattatoria, dire vabbè, esaminiamo il grado di collaborazione, in base a questo ti restituiamo noi figli, ma soprattutto non restituirli a Natale, non fare anche una sospensione, un congelamento di questo iter che a noi sembra folle e discutibile di per sé, ma almeno a Natale, ad ora, non contemplare un'eccezione. E beh, insomma, ci sembra che fattualmente poi l'esito è che questi 3 bambini anche a Natale siano sequestrati e non lo celebreranno dove sicuramente se interpellati lo vorrebbero celebrare, cioè sì, col padre e la madre. Grazie a tutti, a presto.